Parliamo adesso di grandi eventi che si tengono sulla rotonda del lungomare e di malumori e mal di pancia di residenti del borgo umbertino e in particolare dei commercianti del borgo che ieri hanno affidato ad una nota il loro punto di vista. Quello che dicono è che Taranto sta diventando la città dei divieti e delle barriere. C'è un virgolettato del presidente della delegazione Borgo Commercio Salvatore Cafiero che dice: è stato un lungo fine settimana negativo non solo per il commercio, ovviamente riferimento è all'ultimo evento che c'è stato, l'Ultrasuoni Festa, grande evento di cui abbiamo parlato tanto sulla rotonda, 4 giorni di grandi nomi della musica e dicevamo Cafiero dice: è stato un lungo fine settimana negativo non solo per il commercio già penalizzato dal clima e dallo svuotamento della città, ma anche per ristoranti e pizzerie a causa dei numerosi limiti al traffico decisi all'ultimo momento senza preavviso, come il divieto di accesso al Ponte di Pietra. Occorre riflettere seriamente sul futuro della città e sulla disponibilità degli amministratori a confrontarsi con i rappresentanti delle categorie per interpretare i bisogni dei cittadini e degli operatori economici. Poi ci sono una serie di proposte che vengono avanzate da Confcommercio, che dice di non essere contrari ai grandi eventi, ma di proporre insomma altre aree come l'area del parco archeologico, che sappiamo essere stata presa insomma in considerazione grazie al concertone dell'1 maggio di Taranto, e poi anche altre. Insomma, quello che non piace è l'idea della rotonda, e noi di questo vogliamo parlare ascoltando anche l'altro punto di vista, quello di chi invece gli eventi li organizza, e in questo caso in particolare il Cinsella Festival, che sarà il prossimo grande evento sulla rotonda del lungomare. Abbiamo con noi Mimmo Battista di Afo6. Buongiorno Mimmo. Buongiorno Marina, ciao, come stai? Tutto bene? Bene, grazie, spero anche tu. Mimmo, insomma, ho sintetizzato un po' la posizione di Confcommercio, la vostra posizione invece rispetto all'idea del grande eventi sulla rotonda del lungomare. Voi appunto con l'1 maggio Taranto avete sdoganato i concerti nell'area del parco archeologico, quindi ci avete pensato insomma prima di tutti a questa idea. Sareste dell'idea di ritornare lì ad esempio, oppure ci sono dei motivi per cui è importante che la rotonda viva? Insomma, dici il punto di vista degli operatori culturali rispetto all'utilizzo della rotonda. No, innanzitutto alcune precisazioni rispetto a quello che hai detto. Ovviamente 1 maggio Taranto vive di una sua organizzazione, del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti. Il Cinsella è organizzato da Afo6. Certo. Però sì, ci tengo subito a dire una cosa. Allora, mi ha chiamato qualche minuto fa, io intervengo con grandissimo piacere, come sai, però questo mio intervento è assolutamente a titolo personale. Certo, perché comunque come operatore. Come cittadino, perché okay. Non posso, non voglio, siamo organizzati con uffici nostri di comunicazione ed è giusto che ognuno faccia il proprio lavoro, io parlo a titolo personale. Va bene. Allora, è importante questo per me, assolutamente. Certo. Allora, io ti dico questo, sono assolutamente d'accordo con i commercianti, con quello che pensano, però devo dire una cosa. Allora, qua parliamo non di grandi eventi, ma di eventi di media portata. Non ci sono aree utili a fare quel tipo di eventi a Taranto. Parlo di Medimex, parlo di Ultrasuoni, parlo di Cinsella. L'area all'interno del porto di Taranto, per esempio, c'è stato detto dall'autorità portuale che non è disponibile per eventi di fino a 5.000 unità. Leggo dal comunicato a nome di Tullio Mancino per Confcommercio che non gli sta bene nemmeno per fare il Beer Fest a Cimino. Sì, la rotonda non gli sta questa bene. È un'altra il parco cosa. Archeologico, ok, e questo non è stato sottolineato. Il parco archeologico è troppo grande per fare quel tipo di eventi. Voi immaginate un'area immensa come il parco archeologico Le Mura Greche accogliere 3-4 mila persone. Cioè, è già la rotonda, quando per esempio ci sono stati gli eventi di Ultrasuoni, ovviamente non era piena e sembrava vuota. Allora, qui non bisogna demonizzare i grandi eventi, ma piuttosto bisogna organizzarsi e soprattutto non riversare le proprie problematiche sugli altri, perché mi pare che anche ci siano dei commercianti che a Taranto non si sono lamentati di questi eventi, ma in realtà li trovano utili. Oltretutto questi eventi non sono eventi commerciali, ma per chi li organizza spesso sono eventi di marketing territoriale ed eventi culturali. Se non ci fosse stato il Medimex a Taranto non avremmo mai avuto personaggi come Patti Smith, Nick Cave, i Cult,
i placebo, i Kraftwerk, cioè è una cosa alla quale Taranto non può rinunciare se non vuole rimanere chiusa nel suo provincialismo. Ora, venendo al dunque, venendo alla sostanza, bisogna organizzarsi, neanche noi, neanche io sono d'accordo nel chiudere il ponte di pietra dalle 4, bisogna organizzarsi, fare in modo per noi, per esempio per il Cizella, non c'è nessun problema che il ponte di pietra chiuda alle 7 per esempio, non c'è alcun problema, basta organizzarsi, però i commercianti devono fare anche il loro. Ad esempio, faccio un esempio veramente banalissimo, quando ci siamo vaccinati tutti quanti, vi ricordate quando ci siamo vaccinati? Perché tutti noi cittadini di Taranto siamo entrati tranquillamente in Arsenale con migliaia di macchine a vaccinarci, abbiamo parcheggiato tranquillamente e dopo 2 secondi ci siamo ritrovati in centro? È lì che bisogna intervenire sulla mobilità più sostenibile e che funzioni, perché poi noi andiamo a vantarci e i bilanci di Chi Mobilità sono inutili. Con quale risultato? Che in realtà il servizio non è efficiente, bisogna forse utilizzare meglio il park and ride, cercare di fare più navette. Su questo ci troviamo d'accordo, sulla organizzazione. Deve cambiare anche la percezione dell'utilizzo dell'auto da parte nostra, insomma, di ciascun cittadino, perché comunque i servizi ci sono. E bisogna il commercio che si rinnovi, bisogna che il commercio di Taranto si rinnovi, perché io da cittadino ti posso garantire che in questi giorni in centro non c'è nessuno e nessuno mi può smentire, e i commercianti non fanno nulla, rimangono aperti la mattina oppure rimangono chiusi quando ci sono i croceristi a Taranto, invece bisognerebbe rimanere aperti come qualcuno fa, perché comunque bisogna abituare al fatto che i negozi sono aperti. Sì, è vero, abbiamo visto insomma le domeniche intere con i croceristi in giro alla ricerca di un posto. Il commercio è una missione, lo sappiamo tutti. Però Mimmo, mi permetto di dirti su questo aspetto anche delle aperture domenicali, vediamo anche le persone che lavorano nei negozi se sono tutelate con i loro diritti e la domenica possono scendere al lavoro. Assolutamente, io sono per l'uomo, sono per l'umanità, assolutamente. Per me sono assolutamente contro i centri commerciali, o non contro i centri commerciali, sono a favore dei negozi di prossimità, però riversare le problematiche, le proprie problematiche, le proprie insufficienze sugli altri non va bene. Ci vuole organizzazione, ci vuole managerialità, ci vuole struttura, ci vuole pianificazione e progettazione. Viene detto spesso che i grandi eventi vengono supportati, godono di supporti pubblici. Per portare certi nomi a Taranto o comunque in qualsiasi parte del mondo sono assolutamente necessari, non per guadagnare ma per compensare spesso le perdite. Ok, questo va detto a chiare lettere. Chi fa project management su questi eventi lo sa benissimo e nessuno può smentire quello che io sto dicendo, perché io lo vivo e so che cosa significa strutturare un grande evento. Quindi io sono a favore dei commercianti, sono a favore del commercio di prossimità, però bisogna organizzarsi e bisogna prenderci tutte le nostre responsabilità. Io faccio sempre una metafora: sono disponibile a fare a Spazioporto un incontro con tutti i commercianti, non nei freddi uffici che fino a questo loro che fino in questi anni non hanno prodotto. Incontriamoci a Spazioporto davanti a 2 o 3 gin tonic, vedete che avremo che si trovano le soluzioni. Il gin tonic vince, moderne, certo, tante di quelle idee moderne. Quando qualcuno dice che io dico sempre proiettati in Europa, nel Mediterraneo, certo, perché a me non piace vivere nel provincialismo,